Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del comandante veneziano, siamo in Austria, siamo 15esimi in griglia, quindi obiettivo superato, siamo con queste... ok, abbiamo insomma, siamo alle terze unità su certe parti della Power Unit, però insomma dopo comunque sono abbastanza tranquillo su questo, quindi sono 8 mi sembra in totale, quindi dovremmo arrivare tranquilli. La migliore l'abbiamo messa, il motore è un po' migliorato, si vede, e diciamo che il cambio ecco al 54% non è il massimo, però... siamo sulla buona strada. Ragazzi, raga. Gran Premio d'Austria. Andiamo, Gran Premio d'Austria. Buona partenza. Adesso dobbiamo stare attenti di più. Ok, grandissimo Kuma, molto good. Buon inizio, continua così. Partenza magistrale. Adesso stiamo attenti, non ho fretta. Voglio il sedile della Force India, quindi voglio stare davanti almeno a una delle due Force. Per il prossimo anno l'obiettivo è la Force India, bravo Kuma. Si vede che la macchina è migliorata un po', Anche la Power Unit è fresca. Tutto molto good. Concentration massimale. Ok. Per la miscela grassa qualcosa riusciamo a fare. Quella un po' rischiata, ma va bene. Ci provo con... ma il Kuma chiude la porta. Very good Kuma, very good. Non deve scappare Perez però. Anche se la situazione per il momento è positiva. È chiaro che la gara è lunga. La gara è molto lunga però. Il Kuma sta anche migliorando. Ho preso male il cordolo, porca miseria. Ok, siamo entrati nel terzo giro, da adesso il DRS è disponibile. Alcune informazioni su Verstappen, sembra che abbia un problema. Bene, davanti a noi. Speriamo rallenti un po' tutti. Dai Verstappen, rallenta un po' tutti, che io godo. Concentration. Rileviamo usura del cambio, prova Sì, lo so. il numero di cambi. Una parola. Miscela standard. Andiamo leggermente lunghi. Ma ci siamo. Siamo in gara anche noi. Distacco dall'auto davanti, 1,8 secondi. Dai che Verstappen sta rallentando anche Perez. Dai che vogliamo l'incidentone. No, Perez l'ha superato tranquillamente.
Purtroppo i miei avversari sono vicino. Non è facile, raga, non è facile. Comunque Alonso non pervenuto, è 0 punti, poverino. Diciamo che nel secondo settore riesco a guadagnare qualcosa. Dopo lo perdo nel primo, però. Ragazzi, siamo messi male, la sesta marcia è andata. Si è ritirato Chiatte Raikkonen, finalmente Raikkonen si ritira, che insomma era anche troppo fino a questo momento, perché il tempo c'è per la Ferrari, però era un po' stracciata. Noi siamo senza la sesta, ancora. Davanti a te è rientrata per montare gomme morbide. Box in questo giro. Sosta al termine di questo giro. Il distacco dalla vettura davanti è 1,5 secondi. A questo punto vado ai box e fanculo perché non ce la faccio più. Ah, che palle però. Se non mi risolvono il problema, gara andata, Vediamo, anche perché se vedo che non ho chance mi ritiro e almeno risparmio sulla power unit. Vai, parti, saremo in gara all'uscita dai box. Vara, mamma mia. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Sarà dura 12esimi siamo. Vediamo come siamo messi con il cambio. Ok, la sesta è tornata, bene. Questa è una buona notizia. Sarà comunque difficile arrivare in zona punti, ragazzi, io ve lo dico. Bisogna capire se qualcuno ancora non ha fatto la sosta, speriamo a sto punto. Il Grosjean va molto lento, forse deve andare il Grosjean, Sì, il Grosjean va ai box, si è visto subito. Mo vediamo, siamo 12esimi. Decimi. Molto bene, molto bene. Ottima strategia, adesso dobbiamo tenere duro. Senza il problema al cambio forse potevo anche magari essere nono. Beh. Va bene così. Fare punti a ogni gara sarebbe fondamentale. Stiamo migliorando, Fiori, stiamo migliorando. Il risultato un ottavo posto, ragazzi, dopo 7 gare, incredibile, ma questo è il bello, ci divertiremo molto di più. Ok, altro giro andato. Verstappen può arrivare anche se alle soft, però noi cerchiamo il più possibile di tenerlo lontano. Sarà durissima, ma proviamoci. Verstappen è un bel passo, stiamo parlando della Red Bull, è vero che aveva il problema, ma l'ha risolto probabilmente. Questa l'ho presa male, sento un po' la pressione, Fiori.
L'obiettivo è stare davanti alla Sauber comunque nel campionato costruttori. È chiaro che se mi arriva un'offerta della Force India anche a metà stagione potrei anche accettarla, ragazzi, io ve lo dico. Quest'anno è così, anche per vedere più scuderie. Ragazzi, si è ritirato anche Ericsson, ma non stiamo andando male, il passo c'è, anche perché Verstappen ha ancora problemi. Ottavi, anche Ocon ai box dopo Palmer. Ottavi, ma la vedo dura di poter rimanere così, perché comunque erano le gomme fresche. Io non so neanche se riesco a finire la gara, vediamo. C'ho 26%, manca ancora tanto. Sarà durissima, raga, sarà molto molto dura. Tanto 3 ritiri anche oggi, veramente. Sto Formula 1 è fantastico. Adesso vogliamo il ritiro anche di Gigi. Vogliamo il ritiro di Gigi. Questa può essere una bella prestazione. Va da Verstappen, non ci raggiunge bene. Il safety car si è ritirato Palmer e Verlaine. Mamma mia, siamo rimasti in 14, è pazzesco. Non dare gas. Ok. Veramente gara anche questa incredibile. Ok, siamo noni. La safety car sta aspettando il leader, quindi puoi sorpassarla. Sorpassa la safety car. Ok. Ma posso superarla? No, allora va piano, stronza. Mamma mia. Ok, sarà dura riprenderla, ciao fioi. Sarà molto molto dura. È stata un'altra girandole di box e tutti quanti hanno fatto 2 soste comunque, tutti quanti. Bisogna far presto se vogliamo riprendere la safety car. Non mi ha aspettato, grazie. Quindi rimaniamo noni. E penso sarà... Cioè, questa è la nostra posizione, che per carità va benissimo, però non ho capito la safety car qua cosa ha combinato. Che sfiga, oh mamma mia. Vabbè. Proprio impossibile prenderli la safety car. Informazioni su Alonso. La sua vettura ha un problema. Anche Alonso. Costretto a rallentare. Mamma mia, ragazzi. Niente più, le carriere del Kuma sono così, c'è niente da fare. Sono tutti presi male. Inizio l'ultimo giro, alla fine forse mi ha penalizzato la safety car perché Verstappen è davanti. Ultimi 5 giri proprio di merda, da solo come un porco. Vabbè. Pazienza. Però, insomma, possiamo avere 2 punti molto molto pesanti. Tanto vediamo chi va a vincere. Gigione. Gigi Hamilton vince il Gran Premio dell'Austria. Per noi non ho posto meraviglioso, rocambolesco, che si è ipermeritato. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro.
Ultime curve, sono felicissimo. E il Cumendone si porta a casa altri 2 punti. E silenzio, il Cume è tornato. Yes! Woo! Grazie per il tuo duro lavoro, una performance incredibile, un ottimo piazzamento. Sì, sì, veramente. Questa è proprio una grande prova di forza del Cume, grande. Ho sfruttato un po' di tiri, però la maggior parte erano dietro a noi. Ok. Classifiche, sì. Oh, superiamo bene. Oh, che bene. Buono. Grande Cume. Buono raga, sotto il Cumendone veneziano. Il Cume c'è. Ciao!